Ciao ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti sul canale. Oggi girone con gli amici, siamo in 5 mi pare, ci sono anche Francesco, Giorgio, Bruno, un amico di Bruno, quindi siamo in 5, grandissimo giro oggi sulla parte orientale del lago d'Iseo, veramente bello, Colli di San Zeno, tanto per dirvi una cosa, e poi ci sono tante altre strade davvero super belle, ho visto la traccia, veramente super belle, quindi restate sul video fino alla fine perché ne vedrete delle belle. Adesso sto aspettando Francesco per partire verso Ospitaletto, poi da lì destinazione Gardone Valtrompia per il ritrovo con gli altri. Ragazzi, tanto che ci siete e aspettate con me Francesco, clic qui sotto, iscrizione al canale, like al video, sulla fiducia, questa volta ve la chiedo, sulla fiducia, like al video e noi ci vediamo tra poco a Gardone Valtrompia. Vamos! Eccoci ragazzi, eccoci, buongiorno all'uscita dell'autostrada a Ospitaletto. È sempre un po' pallosa l'autostrada, però vabbè, intanto guardate qua, ci deve essere secondo me un raduno di auto d'epoca, perché ne abbiamo visto in autostrada un casino, tra vecchie Alfa Romeo Giulia, abbiamo visto delle Lancia Fulvia. I boomer come me sicuramente se le ricordano, auto storiche, auto mitiche direi, che hanno fatto la storia, le abbiamo incontrate tutte per strada, quindi mi sa che c'è un raduno da qualche parte di queste auto. Valtrompia, ragazzi, Valtrompia che prende il nome da un'antica civiltà, i Trompini del 16 a.C. se non ricordo male. Differisce un po' dalle valli che solitamente prendono il nome da un fiume che le attraversa, in realtà la Valtrompia invece deriva proprio da questa civiltà. Siamo quasi al punto di ritrovo con gli altri ragazzi, mancano 5 minuti, 6 minuti e ci siamo, e poi comincia il rock. Vamos! Da queste parti appena riaprono, perché sono ancora chiusi per l'inverno, Passo Maniva, Passo Crocedomini sono d'obbligo se venite da queste parti, bellissimi, a cui aggiungerei il Baremone. È un passo che è stato definito uno dei più pericolosi d'Italia, io l'ho fatto qualche anno fa. La sua pericolosità sta nel fatto che è sterrato, ci sono dei pezzi con sassi smossi, e però la particolarità è che è molto stretto e è senza parapetto, quindi con uno strapiombo abbastanza importante. Però ragazzi, c'è una vista da lì davvero epica, si sale da Anfo e poi il Passo Baremone si collega direttamente al Passo Maniva, quindi da lì si può fare anche il trittico Baremone, Maniva, Crocedomini, e quindi è un giretto davvero niente male. Colle San Zeno e lago d'Iseo. Colle di San Zeno, 1410 metri o giù di lì, non è un passo relativamente alto, qua nelle Prealpi, però è davvero molto bello, non è così inflazionato come ad esempio i passi dolomitici o quelli più famosi, Stelvio, Gavia eccetera, quindi non è assalito dai turisti, quindi ragazzi fatevi un giro qua perché
merita assolutamente. È un passo, è un valico che mette in comunicazione Val Trompia e Val Camonica, quindi siamo tra Bresciano e Bergamasca, quindi non è, come detto, non è un passo altissimo, però è un passo molto bello da fare in moto, più famoso forse tra i ciclisti perché è uno dei passi preferiti dai ciclisti, anche se ha forti pendenze, perché arrivano anche pendenze del 20%, quindi bisogna pedalare, insomma. Mamma mia ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Qua la dronatozza ci sta perché è spettacolare. Allora ragazzi, ripartiti dal rifugio Colle di San Zeno, non ci siamo fermati lì se non a fare questa dronata. Avete visto che panorama, peccato solo che c'è un filo di foschia che ha un po' guastato le riprese, vabbè, però veramente tanta roba, basta poco per rendere un panorama spettacolare, basta salire un po' di quota e si ha veramente un panorama top. Qua bisogna solo stare un po' all'occhio al brecciolino, perché c'è giù del brecciolino, ha fatto un po' di vento nei giorni scorsi, quindi ha portato giù dalla montagna un po' di sporco, però che stradina ragazzi, che stradina. Campagna, campagna e campagna.
quello è il lago d'Iseo sicuro, bellissimo il lago d'Iseo visto da qua, o uno scorcio del lago d'Iseo visto da qua. C'è solo, come detto, un po' di foschia, ma l'ambientazione, ragazzi, tanta roba. Strada abbastanza sporca perché poi taglia legna e via dicendo, quindi buttano in strada scarti di legno, sassi, sassolini, brecciolini, c'è veramente di tutto di più, quindi bisogna stare al super occhio. Però che bello, mamma mia che bello. E qua dove mi sono fermato l'altra volta non ho potuto proseguire perché la strada da dove siamo arrivati adesso era inagibile, perché c'era giù una poltiglia incredibile, non era stata spalata, e quindi sono dovuto rimbalzare. Bella anche questa strada, super, quindi sarebbe stato veramente un bel giro, poi finire a Colle di San Zeno e rientrare giù dall'altra parte. Vabbè, come detto, ragazzi, vi lascio nelle schede quel video, il video del Colle di San Fermo, dove c'è la traccia completa, compreso San Zeno. Fatela perché è un giro davvero molto bello, ad anello, abbastanza lungo. Prendetevi una giornata, fatelo perché è veramente spettacolare. Queste strade sono davvero davvero molto belle. Allora, deviati dalla provinciale direzione zone, arriviamo alle piramidi, ragazzi. Vi faccio vedere queste cose che sono veramente spettacolari. Piramidi di Zone, meglio conosciute da queste parti come Camini delle Fate, perché sono queste strutture, possiamo chiamarle strutture di roccia. Alcune possono arrivare all'altezza addirittura di 25-30 metri, con una base anche di 8-10 metri, una roba veramente particolarissima. Si sono formate con lo scioglimento di un ghiacciaio millenario, e l'erosione dello scioglimento di questo ghiacciaio ha dato origine a queste cose particolarissime. Si presentano come queste piramidi molto strette, con in testa con in cima praticamente una roccia, un sasso gigantesco, che però è lì e le protegge dall'erosione sottostante. Praticamente è come se la pioggia non arrivasse fino sotto, e quindi è il masso che protegge la roccia, la sabbia che costituisce queste piramidi dall'erosione, appunto. Nel momento in cui per qualche motivo questo sasso dovesse cadere, praticamente in breve tempo crollerebbero anche queste piramidi, perché non avrebbero più la protezione in testa, e quindi crollerebbero abbastanza velocemente. Una cosa molto particolare che sono curioso di vedere, perché non ho mai visto, che sono veramente qua molto vicini, perché sono sul lago d'Iseo. Mi dava 8 km per arrivare a Zone, quindi davvero abbastanza vicino anche da Milano. Tra l'altro questa è la strada che porta anche al Passo del Tonale, c'è la deviazione qua poco più avanti per andare verso il Tonale, quindi è una strada che, ragazzi, va fatta assolutamente.